poi fai su teatro, poi fai letteratura, o poi questionai pure. Dunque, se devo ordinare una traduzione fatta a concetto, e non una traduzione fatta a fueddo a fueddo. E rispettando questa ricchezza, cioè questo passaggio dessa lingua di partenza, dessa lingua di sarebbe in secondo me, è tutta questa sfida dessa traduzione. Che noi tornando a noi, questi scetti questioni di conoscere questa lingua, ma altre questioni pure. L'amico che ha fatto questa presentazione di questo libro è Xavier Friasconde, che è un linguista gallego che questiona parecchie lingue del suo mondo. E mannau, e si interessa di traduzione pure, questo, mannau, secondo me su traduttori deve essere uno scrittore pure. Altre persone invece mantengono è meglio che su traduttori non sia uno scrittore, poi chi si pone da tradurre, agora dovrà da scrivere tutto sul libro come che avesse cosa su e tutto. Dunque, questo fonti due opinioni diverse, non riuscivo in quale posizione magari tu devo, però posinare come questa questione di questa traduzione è una cosa difficile in me. Difficile in me, finché quando ti sei confrontando con un libro Saici, libro Saici che fonti il libro di un premio Nobel, e dunque fonti il libro sul livello più alto del suo mondo, della letteratura. E dunque se tu devi conosci bene su sardo, su castigliano, però devi scrivere pure, poi a istruppiare un premio Nobel, insomma, adesso non danno troppo un anno che non si poteva permettere. De sicuro devono una pezza sartaria di un premio Nobel, però conoscendo il suo sardo, su manigio che ha fatto Deo, è un manigio nareuso a registro. Questo finta si può rispondere a una cosa che si nanta sempre, uno scimproprio, secondo me, che il suo sardo sia una lingua povera, che in suo sardo non faccia dannare gusto, con suo sardo non faccia dannare con d'altro. Secondo me non è una questione di lingua, poi ogni lingua tiene questa potenzialità e questa possibilità di dannare tutto su che vuole. Tutte le cose del suo mondo e di questionare tutte le cose del suo mondo, antica, moderna, de oggi e de grasi. Certo tocca da noi, cioè tocca da noi a conoscere questa lingua e di conoscere il registro e ad uscire a maneggiare. Che noi conosciamo il registro e ad uscire a maneggiare, pensando questa lingua da poter dire tutte le cose del suo mondo. Chi non la sconoscevo, pensando se che stai scurpa questa lingua, non rendersi una lingua povera, non fa dannare gusto, non fa dannare con d'altro. Però, torna a noi, io credo che le lingue di tutto il mondo, e il sardo pure tengono da vari registri e che non sconoscevo, potevano dire tutto ciò che ho, questi vari de pragiti. Quando uno traballo di AIC è fatto, penso che possa servire finza a commenta modello per gente che vuole di scrivere. Cioè, si agatta già in un romanzo fatto, strutturato, AIC complesso, devo sanare, può servire finza a giovani che vogliono cominciare a scrivere, manca che non sia tanta traduzione, si scrive di conto su originali, sì. Penso che possa servire e tenga questa funzione pure. Infatti, la gente mi da poi te che mi sono posto a tradurre, non ho più scritto conto su originali. Sì. Io penso che le due cose sono sentite occhi, so cosa appare. In tutto il mondo si ha tante traduzioni, si ha tanta conto su originali. Devo tutto, ho poi scritto cosa originale, non mi ha mai strobato su di hai fatto una traduzione, anzi se mi ha aiutato me, da poi tornare a è una questione di confronto e di scambio con un'altra lingua, se fino a con il livello della letteratura, se commenti e poi Garzia Marca, se di questo livello che di sicuro mi ha arriccato e mi ha fatto crescere. Io difatti se quando poi cominciavo a fare questo traballo, dopo fatto proprio uno studio personale, non potevamo vedere in conca de mi voglio pubblicare i libri, dopo cominciavo a tradurre, a bella bello, e dice ma proveso. Poi c'è passato un bello paio di tempo, già un anno, poi sta sempre torrende a moricare, torrende a fare. Pensa saccando uno da lì giocare con un amico mio e mi hanno detto, ma tu ci scrivi su traballo e bellicello, io ho toccato due proponi a un editore e c'è tutto, poi ho fatto e li ho pubblicato, però quando devo poi cominciavo a commentare studio personale, commenti a approfondire le questioni di questa lingua. Una cosa che c'è tutto mi racconta sempre, e poi te che ha operato a Garzia Marquez e questo libro. Sembra un po' di noi me cose a Sora quando cominciavo a fare questo traballo ci vedono che sa moda del sudamericano no?
di Garcia Marquez, Sepulveda, Coelho e tutto esatto. Pensando su un po' di questa gente, pensavo che devo appavato questo traballo, poi a Sora ci viene moda del sudamericano, poi ta Brasile, questa cosa del Sud America, lì non ci ha gattata a sviluppare con suo sardo. A noi sa verità di me, noi sti stetti a Ici. È capitato che adesso teniamo questo libro in domo, e ci via Cruzittedo, dopo che stia a 100 pagine, sa. Ma in capo sa dovrò fare, che vede stesso 100 anni di solitudine, che sono tanta Ici, forse non abbiamo fatto mai di traduzione, invece è capitato gusto, che teniamo gusto in domo, vabbè, però se fai gusto, che sa moda del sudamericano sono cintrappago, è capitato di Aici, un po' combinazione. Pensando su posto misero a fare questa traduzione, e un'altra domanda che si accappa da questo ragionamento è una domanda che non spaccia mai, quali sardo imperai? Ogni tanto che hanno presentato questo libro, si divisa a calencuno, magari sardo si imperava, quali sardo di più questionare, quali sardo di più scrivere. Pensando pure di fare una domanda nuova. E invece noi sono da Ateneo, sono iscritti in mezzo a questa questione della lingua sarda, da Ateneo, già è roscia questa domanda e già è di Dio lavoro. Su sardo che ha imparato, Deo è su sardo che si intendendo, su sardo che questiono, su campidanese, su sardo campidanese, certo come intendevamo prima, quando uno si vuole fare un traballo di aici c'è un'esigenza letteraria pure, cioè di imparare un registro, come ti appunavo prima, che sia d'artigedo, di lingua letteraria e culta, dunque sa muovendi di su chi conosce, su chi cristiano, a vello, dopo un paghetto crescio e ha poi aggiunto fueddo su cosa che ha polligio, cosa che appunto intendo di altra gente che sta su sardo, cosa che mi piace, che mi varia che in questo momento ci poteva 10. E insomma, ho cercato di mangiare uno sardo, un paghetto letterario, finché sa che qualcuno mi ha detto, sono sardo un paghetto troppo ricercato, mi ha detto questo fueddo. E dopo però non so, in questo momento che mi pongo a scrivere, a potendo questa esigenza narrativa di maneggiare un registro, un pacchetto culto, a poter più proporre anche una cosa. Pensai che devo, facendo questo traballo, a imparare su passato remoto, in campidanese, che non si maneggia più da secoli e secoli. E stanai, come ti si narra in sardo, andò, tornò questa forma di suo passato remoto. Non so, in una fiat andà o fiat torrà. Però si agatta da un'altra forma pure che è i sondeidi e i sudorreidi, che è questa forma di suo passato remoto, che noi non da mangiare più. Però si agatta, da esiste, è una forma che in letteratura si agatta da ancora. E che prima sta gente mangiata, quando devo scrivendo e ci pensando, mi pare che in questo momento io ci podia da stai, e poi ma cappa nel due rosa poca a pillo e bieso che di dorrada e c'è tutto approvato, c'è dopo posto in mezzo e infatti scalincano da lì ma questo va a un remoto ma no ma è un da avvocato ma questa è la gatta da scritto e dopo fatto bere e ligi cosa e devo in suo momento scrivendo quindi questo traballo mi serviva da questa forma e posta ci dap e dunque se dopo donavo queste espressioni letterarie adesso va a un remoto e questo non è che è un tentativo di lingua letteraria che forse si sa da parlare un paghetto maligedda a ligi a primizio. Però, dottor Ranai, che noi teniamo questa esigenza di maneggiare questa lingua in tutto il registro, se dunque sa in il registro su letterario oppure un paghetto artigiano, se no si deve né azzeccare né nuda, ma fai su conto che questa è una cosa di lingua normale, prodotte in lingua del suo mondo. E dunque se ne è reso che è un campidanese ovetto altro sfueddo, fino a di altra sfueddata, può essere che a me in un momento mi sia servito un fueddo adesso che avevo seso, che magari dopo intendi anche lì con un amico mio che stiamo e ci da puzzaccavo, vabbè, pare che ci decide, ci dopongo e c'è tutto approvato. Dunque è un campidanese, ma ho detto non è troppo serrato, che mi serviva un fueddo di un'altra questionata, dopo picavo che non c'è problema, tanto non sta fuori, è sempre sardo, dunque siamo sempre in domo non sta tutto.